Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, articolo 85, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, articolo 127, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Comunico il congedo della collega Ardizzone. Comunico che con sentenza del Tribunale di Palermo, sezione 1 civile, il 20 dicembre 2023, trasmessa a questa Assemblea regionale dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con PEC del 24 gennaio 2024, protocollata al numero 1857-2024, è stata dichiarata l'ineleggibilità dell'onorevole Giuseppe Sebastiano Catania dalla carica di deputato regionale. L'Assemblea ne prende atto. Agli adempimenti conseguenti si procederà successivamente. Colleghi, vediamo l'ordine del giorno. Colleghi, iniziamo con l'esame delle mozioni. Abbiamo la mozione numero 101 a prima firma Antonio De Luca e la mozione e altri e la mozione numero 128 a prima firma Marano ed altri. Il Governo è presente. Colleghi, iniziamo con la mozione numero 101. Onorevole Sunseri, se la vuole illustrare? No, stiamo partendo dalle mozioni, quindi dalla discussione delle mozioni numero 101 e numero 128. La numero 101 è a prima firma Antonio De Luca e altri. Se uno dei colleghi vuole illustrare la mozione, prego onorevole Sunseri. Grazie Presidente. È un argomento che ho seguito particolarmente nell'arco di questi anni, purtroppo, fino alle settimane scorse e quindi ci tenevo a intervenire, ma ovviamente se i colleghi lo riterranno opportuno anche integrare quello che sto per affermare sarà certamente un piacere. Semplicissimo, lei ricorderà che con la legge sostanzialmente che istituiva il reddito di cittadinanza del governo Conte, annesso e connesso a quella norma, c'era una serie di potenziamenti dei centri per l'impiego e quindi non solo dal punto di vista infrastrutturale ma anche dal punto di vista del personale che doveva andare a lavorare e lavorerà nei centri per l'impiego della Regione siciliana. Un potenziamento che si attendeva da tanti anni, che viene finanziato nella sua interezza dal Governo, dallo Stato e che la Regione siciliana potrà usufruire per i servizi che dovrebbero garantire i centri per l'impiego. Ebbene, a distanza di quella norma sono trascorsi diversi anni, sono stati banditi 2 concorsi, uno per la categoria D e una per la categoria C. Quello per la categoria D è stato espletato, sono stati assunti per la metà, siamo ancora in attesa di capire il resto dei contendenti e dei posti liberi già finanziati, ripeto, dallo Stato, cosa intenderà fare il Governo, ma oggi ci confrontiamo in particolar modo nei confronti della categoria C, i cosiddetti IAC e OML, quindi 2 categorie che hanno già espletato i concorsi, che con enormi difficoltà sono arrivati a conclusione, con tanti ricorsi purtroppo, con degli errori in fase di istruttoria. Ricordo la laurea a ciclo unico non equiparata con quella triennale più la magistrale, titoli di studio non riconosciuti. Oggi sarebbe quasi anacronistico e inopportuno ricordare i ritardi di questa amministrazione, a volte anche ingiustificati. Il Presidente Musumeci si è preso non so quanti anni di calma prima di portare avanti dei concorsi finalmente per la nostra Regione, quasi a non voler dare merito
al lavoro svolto dal Movimento 5 Stelle al governo di questa nazione, che vedeva questo importante numero di assunzioni, ma comunque oggi siamo arrivati finalmente all'assunzione di questi ragazzi che prenderanno servizio, tra l'altro a brevissimo, inizio febbraio se non vado errato, giorno 1 febbraio, e che quindi finalmente andranno a ringiovanire e soprattutto a riqualificare un pezzo importante dell'amministrazione regionale. Ebbene, Presidente, quello che mi chiedo, si chiedono e ci chiediamo ovviamente come Movimento 5 Stelle, lo abbiamo fatto nelle audizioni, lo abbiamo fatto in assemblea e lo ripetiamo oggi a seguito di questa mozione firmata da tutto il Movimento 5 Stelle, c'è una graduatoria vigente, una graduatoria frutto di un concorso pubblico che ha in qualche modo permesso a migliaia di ragazzi siciliani di partecipare, di risultare idonei. I più bravi sono riusciti ad andare in cima in questa graduatoria e essere assunti, ma c'è una graduatoria ad oggi vigente. Ora, diciamo, al di là delle norme spot approvate, io non voglio entrare neanche nel merito se saranno più o meno incostituzionali, della proroga di questa graduatoria. La domanda reale, concreta a questo governo che faccio, vista anche alla luce di diversi esponenti della maggioranza, sia deputati che assessori di questo governo, che rassicurano questi ragazzi nel voler dare loro una prospettiva futura, cioè la possibilità di scorrere questa graduatoria nei rami più variegati della sua amministrazione regionale, io oggi pretendo, vorrei, desideriamo una risposta da parte del Governo. A questi ragazzi possiamo dire che il Governo della Regione utilizzerà queste graduatorie anche alla luce dell'importante sblocco delle assunzioni che il governatore Schifani ha portato in Sicilia dopo l'accordo con lo Stato, annunciando centinaia e centinaia di assunzioni, ma non si è ancora ben capito, anche dalle dichiarazioni di stampa, se il Presidente Schifani vuole attingere da queste graduatorie già esistenti, già espletate, ancora in vigore, o vuole bandire nuovi concorsi per le stesse identiche figure. E credo che i siciliani, i ragazzi di questa terra che hanno espletato questo concorso, debbano avere delle risposte in merito, perché, ripeto, poi questi ragazzi, anche costituiti come comitato, poi andando in giro e incontrando i deputati, ovviamente chiedono e a volte ricevono delle rassicurazioni, altre volte meno, onde evitare, diciamo, che queste restino frasi così al vento dette per toglierseli davanti. Una risposta ufficiale in assemblea in cui si chiarisca in qualche modo questa posizione la ritengo opportuna, perché, ripeto, sono delle graduatorie vigenti dai quali la Regione nei suoi rami, ovviamente non solo nei centri per l'impiego, ma nella pubblica amministrazione, faccio riferimento ovviamente a tutte le società, agli enti, alle partecipate, alle controllate, alle vigilate della nostra Regione, può e deve attingere, perché sono delle graduatorie, così come sta facendo tra l'altro con il rafforzamento amministrativo delle categorie D. Quindi una risposta per questi ragazzi. E poi, ultimo non per ultimo, la possibilità di concedere queste graduatorie anche a enti esterni alla nostra amministrazione, creando, non so, inventiamoci una norma, qualcosa che possa dare la possibilità, qualora fosse necessario, secondo me si può procedere tranquillamente in via amministrativa, per dare la possibilità agli enti locali, ai comuni, alle città metropolitane. Ricordo a tutti, in questo momento la città metropolitana di Palermo ha bandito un concorso proprio per la stessa identica figura del quale noi abbiamo già una graduatoria vigente, quindi mettere a disposizione di tutti gli enti locali, dei comuni, delle società dei comuni, addirittura in alcune regioni dei tribunali di queste regioni, quindi dare la possibilità ad altri enti esterni alla nostra regione, con un atto esplicito da parte del governo della nostra regione, di poter dare queste graduatorie nella loro disponibilità e permettere a questi ragazzi che, ripeto, hanno svolto un concorso pubblico, non un concorso come quelli che purtroppo sono balzati alla cronaca diciamo nell'ultimo periodo, ma un concorso che si è espletato fortunatamente nel modo più corretto possibile e che vede una lista importante
importante di idonei, di giovani siciliani che non dovrebbero e non devono abbandonare la nostra terra, ma che oggi sta alla volontà di questo governo deliberare se dare la possibilità a questi ragazzi di essere assunti e dare anche la loro disponibilità ad altri enti, oppure di prenderli in giro e non dare loro delle risposte se non quelle della classica, purtroppo arcinota politica siciliana, che promette un po' a tutti e poi invece nei fatti concreti. Quindi ribadisco la domanda, Presidente, mi scusi se sono anche ripetitivo in questo, vorremmo conoscere la posizione del Governo sull'utilizzo delle graduatorie del centri per l'impiego categoria C, sia IAC o ML, quindi se intende dare seguito allo scorrimento per le società e gli enti partecipati dalla nostra Regione e dare la disponibilità di questi posti anche ad altri enti quali città metropolitane, liberi consorzi o comuni di questa Regione o non so cos'altro farne. Grazie. Grazie onorevole Sunseri. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schillaci e successivamente l'onorevole Lavardera. Prego. Grazie onorevole Presidente. Schillaci. Ovviamente la discussione generale è aperta a tutti i colleghi che volessero intervenire. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Io approfitto per evidenziare come questo concorso abbia messo in evidenza come i posti alla Regione, nella nostra macchina amministrativa, non siano più tanto appetibili per i nostri giovani, per i nostri ragazzi che rinunciano ad occupare un posto presso la macchina amministrativa e per i ritardi che questo governo regionale ha accumulato in tutto questo periodo, ma probabilmente anche perché la Regione non è più appetibile, i nostri ragazzi preferiscono andare via. Voglio ricordare a questo Parlamento che sono sparite come quantità di persone, come se 3 città come Enna, Caltanissetta e un'altra città siciliana siano sparite contemporaneamente. Noi ormai abbiamo i nostri ragazzi che vanno a fare la fortuna delle altre regioni, se non di altri paesi europei. I talenti vanno via per gli accumuli di ritardo, per le inefficienza del nostro governo regionale. Ma approfitto di questa finestra, di questo momento in aula, per chiedere, Presidente, se il mio ordine del giorno presentato la notte della finanziaria è stato preso in carica. Presidente, mi rivolgo se l'ordine del giorno che io ho presentato durante la finanziaria, e lo voglio un attimino evidenziare, dove chiediamo al governo regionale un cambio assoluto di procedure per evitare la vergognosa vicenda del concorso del Corpo Forestale, dove chiediamo all'assessore e agli uffici del Dipartimento, quindi Assessore Messina, le chiediamo un cambio di procedure, perché è inaudito che le commissioni esaminatrici dei concorsi vengano costituite solo da personale interno agli enti che devono espletare i concorsi e che devono occupare delle caselle. Questa cosa è successa solo da noi in Sicilia, in altre regioni le commissioni di concorso vengono costituite da personale misto, esterno e interno alle amministrazioni. Quindi io con quell'ordine del giorno chiedevo un cambio di procedura e mi auguro che l'assessore abbia la sensibilità di adottare questo ordine del giorno e prevedere immediatamente per i prossimi concorsi, per i futuri concorsi, un cambio assoluto di procedura. Quindi io insisto su questo ordine del giorno, chiedo alla Presidenza se è stato adottato questo ordine del giorno, se è stato approvato, altrimenti proverò nuovamente a presentarlo o a trasformarlo in una mozione. Grazie. Grazie onorevole Schillaci. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lavardera. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. Io intervengo a seguito della mozione che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato, ovviamente ribadendo la nostra posizione favorevole, ricordando che
già nella sezione della finanziaria abbiamo approvato un emendamento a firma del gruppo Sul Chiama Nord che permette le proroghe di questa graduatoria fino al 2025, quindi sotto questo punto di vista c'è piena sintonia, anzi chiediamo che quelle graduatorie vengano utilizzate, perché ricordiamo che grazie a questo emendamento a firma del gruppo Sul Chiama Nord c'è la possibilità di poter in qualche modo evitare costi esosi della Regione nel rifare dei concorsi che hanno veramente milioni di euro di spese per poterli organizzare, ed evidentemente ovviamente nelle casse della Regione non avrebbero un beneficio. Quindi l'appello che noi facciamo al Governo, e vogliamo anche che qualcuno ci possa dare una risposta, è: noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, cioè prorogare i termini alle graduatorie che ovviamente danno la possibilità di poter in qualche modo evitare di fare dei concorsi pubblici, ma chiediamo a sua volta che poi si attinga da quelle graduatorie, perché altrimenti l'emendamento presentato dal nostro gruppo poco ovviamente serve. Quindi questo è l'appello che rilanciamo, condividendo appieno la mozione, che quindi firmeremo anche noi, e approfitto della presenza dell'assessore Messina in aula, l'ho detto poco fa tra i corridoi. Noi abbiamo avuto diverse sollecitazioni rispetto a quello che accade a Favara, dove il sindaco pensa bene da diversi anni di non presentare puntualmente la rendicontazione annuale del lavoro che fa. Siccome i sindaci non sono sovrani, anzi sono, come dire, devono andare a rendicontare ai propri cittadini quello che succede, quindi noi sappiamo che diversi consiglieri comunali hanno scritto all'assessorato dell'autonomia locale per chiedergli un intervento, assessore Messina, e quindi anche attraverso quest'Aula ribadiamo questo concetto, perché anche lì attraverso il gruppo Sul Chiama Nord abbiamo inserito una norma ordinamentale che prevede che chi ovviamente non rispetterà e ottempererà questa legge avrà poi delle eventuali sanzioni che voi come assessorato dell'autonomia locale porrete in atto. Quindi sono sicuro, assessore Messina, che farà qualcosa, e ricordo al sindaco di Favara, come a tutti i sindaci di tutta la Sicilia, che fare la rendicontazione annuale è un obbligo di legge, non è un favore che fate ai cittadini, e fare questo significa che evidentemente vivete il ruolo che esercitate non come dire primi e re sovrani di tutti, ma rispettando le leggi e soprattutto chi vi ha eletto, e quindi ribadisco che questo è importantissimo e fondamentale. Grazie Presidente. Grazie onorevole Lavardera. Se non ci sono altri colleghi che vogliono intervenire su questa mozione, Assessore Messina, se vuole replicare o comunque dare... Sì, Presidente, Prego. certamente. Allora, io volevo chiarire innanzitutto che per quanto concerne l'utilizzazione della graduatoria da parte di altri enti regionali o altri enti pubblici, comuni o altre regioni, chiaramente nulla osta, e già la graduatoria è pubblica, è stata pubblicata, e quindi si può chiaramente utilizzare. Su questo non c'è nessuna difficoltà, e quindi dico è inutile soffermarci, perché già probabilmente qualche altra amministrazione lo sta facendo. Mentre per quanto riguarda lo scorrimento, io volevo distinguere le due fasi dello scorrimento, perché noi già abbiamo operato diversi scorrimenti di quelle graduatorie, ma chiaramente limitatamente ai posti messi a concorso che erano previsti nel bando, i famosi 487 posti. Siccome tantissime persone che erano state chiamate quali vincitori del concorso hanno purtroppo rinunciato, e quindi già noi in data 26 ottobre abbiamo fatto già dei decreti di scorrimento, e quindi stiamo procedendo già a vari scorrimenti delle due graduatorie di cui oggi stiamo parlando, e che chiaramente completeremo l'iter di assunzione di tutti i 487 posti, provvedendo a scorrere fino al totale completamento. Mentre quello che mi si chiedeva stasera è qualcosa di diverso, cioè dire noi manteniamo, sì, le graduatorie rimangono vigenti e in vigore per 2 anni, salvo ovviamente altre modifiche legislative che anche questo Parlamento ha recentemente adottato, però chiaramente queste graduatorie possono essere utilizzate per profili uguali, cioè dire se io ho selezionato degli operatori del mercato del lavoro posso utilizzarli se dovrò assumere in futuro altri operatori del mercato del lavoro. Se dobbiamo assumere altri profili, comprendiamo tutti che non è compatibile assumere un ragioniere, un geometra, un informatico o un ingegnere, chiaramente utilizzando la graduatoria degli operatori del mercato del lavoro. Quindi chiaramente la Regione utilizzerà anche queste graduatorie se
nel corso della durata della vigenza delle graduatorie, in questo momento sappiamo che sono 2 anni da quando è stata resa, ovviamente da quando è stata approvata, in quei 2 anni si possono utilizzare, se ci sono chiaramente nel PA o nella programmazione, dei profili uguali a quelli per cui erano stati banditi i concorsi e per cui sono stati selezionati chiaramente i candidati. Se sono altri profili comprendiamo tutto che non è compatibile e che chiaramente abbiamo l'obbligo di fare altri concorsi. Io poi avevo anche predisposto una relazione insieme al nostro Dipartimento che, se volete, la possiamo anche leggere, la mettiamo agli atti, così anche possiamo in maniera sintetica esplicitare quello che è l'indirizzo del nostro Dipartimento. In relazione alla richiesta formulata con la mozione 101 a firma dell'onorevole De Luca, si rappresenta che questo assessorato, al fine di assicurare l'integrale copertura dei 487 posti messi a concorso da assegnare presso i centri per l'impiego della Regione, ha già dato luogo ad un primo scorrimento di graduatorie. In particolare, con decreto 4537 del 26 ottobre 23 si è dato luogo allo scorrimento della graduatoria per l'integrale copertura dei 311 posti relativi al profilo di operatore mercato del lavoro, e con decreto 4538 della stessa data si è disposto lo scorrimento della graduatoria di merito di cui al decreto 3247 per la figura di istruttore amministrativo contabile profilo CPI-IAC, categoria C, posizione economica C1. In considerazione di ulteriori rinunce da parte degli idonei, questo assessorato ha già avviato le procedure per dar luogo a un ulteriore scorrimento delle graduatorie al fine di garantire al massimo entro la fine del mese di aprile prossimo la copertura della totalità dei posti messi a concorso, sempre nel limite dei 487 posti autorizzati e garantiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ricordo, l'avete detto anche voi qualcuno, che questi sono posti che sono stati finanziati dal Ministero del Lavoro, quindi non sono neanche a copertura con il bilancio della Regione, e quindi noi ci dobbiamo limitare ad assumere il numero di posti chiaramente che sono stati a suo tempo finanziati. Se poi serviranno in futuro altre unità di questi stessi medesimi profili e abbiamo la disponibilità economica con risorse regionali, chiaramente entro i termini della vigenza delle graduatorie li potremmo eventualmente anche utilizzare. Grazie. Grazie. Sì, grazie Assessore, la può depositare. Metto in votazione la mozione numero 101. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. La mozione è approvata. Andiamo alla mozione numero 128, iniziative dirette alla protezione delle api e riduzione del rischio legato all'impegno dei fitosanitari. Onorevole Marano, prego, lo vuole illustrare? Prego, onorevole Marano. Poi. Grazie Presidente. Presidente, io ho depositato questa mozione perché il tema della tutela delle api nel mondo dell'agricoltura, che è uno dei settori più importanti per la nostra isola, è essenziale. Le api sono importanti per la conservazione della natura e della biodiversità, e la drastica diminuzione della presenza di queste mette a rischio la nostra sicurezza alimentare. E appunto, come dicevo poc'anzi, rappresentano un importante segmento dell'economia siciliana. La protezione della biodiversità infatti è indispensabile per garantire un ambiente vivibile ed agroecosistemi produttivi, e dalle api domestiche e selvatiche dipende l'impollinazione dell'84% delle piante. Inoltre, l'apicoltura della regione siciliana è formata da oltre 800 piccole e medie imprese, per un totale di 126.000 arnie dichiarate, quindi siamo dietro al Piemonte. E l'apicoltura siciliana è al primo posto, con ampio distacco rispetto anche ad altre realtà nazionali, per quantità di sciami forniti per l'impollinazione nelle serre. La riduzione degli insetti impollinatori, la significativa mortalità delle api e una drastica riduzione del numero di colonie è causata da molteplici fattori, tra cui l'insorgenza di malattie, la progressiva diminuzione delle piante mellifere e pollinifere, l'effetto nocivo di prodotti fitosanitari
e pratiche agricole non sostenibili. Quindi sono molteplici e quindi per questo è necessario intervenire. Sono appunto molteplici le cause e le soluzioni che la pianificazione regionale potrebbe portare avanti, per esempio un paesaggio ricco di siepi, boschi, alberature, il mantenimento della vegetazione spontanea e degli agrosistemi, la cura del verde negli spazi pubblici urbani, l'incremento delle superfici ad agricoltura biologica e agricoltura integrata ed una politica agricola comune orientata verso lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della biodiversità. Per questo chiediamo un impegno al Governo regionale a promuovere innanzitutto la costituzione di un tavolo permanente con la finalità di potenziare la cooperazione tra agricoltori e apicoltori, a prevedere un contributo strutturale per gli apicoltori professionisti e non, per l'acquisto di nutrimento per le api e ripristino dello stato funzionale ottimale delle arnie. Chiediamo anche di favorire la sottoscrizione di accordi fra associazioni e organizzazioni di categoria coinvolte per il miglioramento delle produzioni integrate al fine di incoraggiare pratiche agronomiche in conformità con le direttive europee. E chiediamo anche di individuare in ambito regionale zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico e agroambientale nelle quali siano vietati trattamenti con specifici prodotti fitosanitari. Grazie. Grazie onorevole Marano. Prego onorevole Sunzeri. Grazie Presidente. Ma è un argomento a cui tengo particolarmente, ringrazio la collega per aver sottoposto all'Aula questo argomento. Lei lo sa perché ne ha credo assaggiato un po'. Ogni anno praticamente io regalo del miele di ape nera sicula ai colleghi del mio gruppo evidentemente e lo dono perché ho aperto una voragine perché i colleghi ovviamente degli altri partiti adesso dovrò fare, voglio anche loro il miele di ape nera sicula, adesso provvederò, insomma. Ogni anno lo regalo ai colleghi e credo che sia un'eccellenza della nostra terra, che ricordo, l'ape nera sicula, noi l'ape la immaginiamo sempre gialla e nera, invece quella che ha popolato per millenni la nostra regione ha un addome molto scuro, delle ali molto piccole e una colorazione appena accennata gialla. Produce un miele eccezionale, negli anni 70 era praticamente estinta, negli anni 90 il professore di Palermo, il professore Genduso, l'ha riscoperta con dei bugni precisamente a Carini, che sono stati ritrovati da un piccolo apicoltore di zona che ancora conservava questo antico metodo, salvato ovviamente anche dai fitosanitari, perché quella è la vera il problema, e da qui colgo l'occasione di ribadire questo concetto oggi importante. E da quei bugni oggi un apicoltore passato ormai alla cronaca anche nazionale e internazionale, il dottor Carlo Amodeo, coltiva e alleva le api principalmente nelle isole Eolie, Vulcano, credo Filicudi, e adesso le sta riportando sulla terraferma, nella nostra isola, e produce il nostro miele, cioè il miele prodotto dall'ape nera sicula, che seppur le nostre api sono molto più resistenti dell'ape mellifera classica che vediamo un po' ovunque, e riesce a produrre miele anche a temperature elevate, oltre 40 gradi, quindi ha queste capacità di adattamento superiore, anche lei soffre ovviamente i fitosanitari. Un intervento importante da parte della Regione a tutela della nostra ape, ma anche avverso a questi fitosanitari che purtroppo stanno uccidendo le api, che come sapete svolgono un ruolo fondamentale all'interno del ciclo della vita in generale di tutto il nostro mondo. Credo sia un messaggio molto importante e non per questo mi auguro che
l'Assemblea e il Governo raccolga anche nella futura programmazione, magari ne parleremo anche con l'assessore all'agricoltura, la programmazione del PSR 21-27, degli strumenti utili, volti e necessari alla ricerca, a tutela di questi importantissimi animali e soprattutto del loro meraviglioso miele, che noi abbiamo l'orgoglio di poter utilizzare e assaggiare, ma che senza di loro ovviamente non riusciremo mai a farlo. Grazie. Grazie onorevole Sunzeri. Ci sono altri interventi da parte dei colleghi su questa mozione? Il Governo vuole replicare, Assessore Messina, in merito a questa mozione o si rimette all'Aula? Onorevole Giristro, vuole intervenire? Va bene colleghi, io metto in votazione la mozione. Prego, onorevole Giristro. Presidente, l'importanza, cioè in questo momento partecipo come pediatra, come medico, perché il problema degli anticrittogamici, dei fitosanitari praticamente non è solo un problema delle api, ma è un problema che in questo momento riguarda anche la salute pubblica, perché l'eccessivo utilizzo di fitosanitari e di questi pesticidi può in questo momento, e sappiamo anzi con certezza che può nuocere anche sulla salute dei nostri cittadini. Quindi che ben venga una regolamentazione importante per quello che riguarda l'utilizzo di questi fitofarmaci, perché ne trarrebbe vantaggio non solo la cittadinanza in termini di prevenzione sulla salute, ma anche ricordiamoci che ci sono problematiche che riguardano lo sviluppo, il neurosviluppo dei bambini, soprattutto nelle prime fasce di età, in cui questi fitofarmaci sembrano determinare disturbi sulla crescita dei nostri figli. Quindi che ben venga una regolamentazione e chiamiamo un interessamento da parte del Governo sull'utilizzo di queste sostanze. Grazie. Grazie onorevole Giristro. Metto in votazione la mozione numero 128. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. La mozione è approvata. Colleghi, andiamo ai disegni di legge da incardinare. Sì, gli ordini del giorno li abbiamo accolti in presidenza, dopodiché verranno votati quando voteremo i disegni di legge. Quindi la prossima settimana, appena andremo a votare i disegni di legge, li voteremo. Onorevole De Luca, prego. Grazie Presidente. Governo, onorevoli colleghi, comprendo che nella conferenza dei capigruppo era stato stabilito un programma e in questo era stato discusso anche di portare in aula questa norma di interpretazione autentica, non so, ormai ho difficoltà a definirla. Chiediamo aiuto sempre all'autorevolezza della Segreteria Generale. Ma al di là di questo, Presidente, io pongo una questione ben precisa. Credo che sia, Assessore Messina, scusami collega, credo che sia inopportuno che in quest'Aula arrivi questo disegno, questa interpretazione autentica alla luce di quello che oggi è successo. Abbiamo appreso, questo per carità, la mia personale solidarietà, che è stata comunicata la decadenza di un collega. Questa norma che si dovrebbe fare, o quella diavoleria che si è immaginata, alla quale ovviamente noi non abbiamo partecipato e non intendiamo partecipare, questo ci tengo a chiarirlo. Quindi
questo anche per ufficializzare la nostra posizione. Noi siamo contrari, il collega Vasta non parteciperà alla votazione, non parteciperà neanche ai lavori, perché se intendete portare in quest'Aula ora questo testo, anche alla luce di quello che si è verificato oggi, significa una sfida vera, bella e buona, e noi non intendiamo partecipare a questa sfida, anche perché già ci eravamo espressi e avevamo detto chiaramente che eravamo contrari, nonostante nel nostro gruppo c'è un collega che ha un contenzioso in corso. Oggi, alla luce di questo fatto nuovo, aggiungiamo che è veramente inopportuno che quest'Aula, anche al cospetto di questo provvedimento della magistratura, piaccia o non piaccia, è un provvedimento, sì, sarà impugnato, avrà la sospensione, tutto quello che volete, però siamo ormai in una fase nella quale questo Parlamento vuol dare l'impressione di sfidare i provvedimenti della magistratura, che possono, per carità, piacere, non piacere, e ovviamente io ne so qualche cosa, ma provvedimenti sono e forzature il Parlamento tenta di fare per cercare di rispondere a questi provvedimenti. Quindi quello che era stato l'accordo in conferenza dei capigruppo, io sono costretto a tirarmi fuori da questo programma, e glielo sto dicendo ora prima che lei incardini i disegni di legge, invitando possibilmente il Presidente del Parlamento, suo tramite, a riconvocare la conferenza dei capigruppo alla luce di quello che si è verificato oggi. Addirittura ho appreso che nella Commissione Affari Istituzionali si è fatto di tutto e di più oggi per garantire il numero legale, per avere il relativo parere, e questo parere è stato dato forse con 3 voti favorevoli, col gioco delle astensioni e quant'altro. Quindi altra forzatura. Ecco perché mi vedo costretto, e ripeto, nulla di personale con nessuno, ad invitare la Presidenza del Parlamento a evitare questa sfida e soprattutto possibilmente alla luce di quello che si è verificato oggi. Quindi è un fatto nuovo, nessuno vuol venire meno agli accordi che sono stati fatti in conferenza dei capigruppo, accordi, precisiamolo, accordi su quello che erano gli ordini ovviamente del giorno da discutere e non sul contenuto di questo provvedimento. Quindi invito la Presidenza del Parlamento siciliano, suo tramite, a rivedere questa posizione e possibilmente a convocare una conferenza dei capigruppo per rivedere, alla luce di quello che si è verificato, di trattare questo argomento in Aula, onde evitare che, ripeto, questo Parlamento passi in questa situazione come l'organo che vuole sfidare un provvedimento giudiziario che c'è già oggi, a tutti gli effetti. Grazie. Grazie onorevole De Luca. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cambiano. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Ovviamente intervengo proprio sull'argomento appena esposto e appena trattato, in quanto componente della prima commissione, che era stata convocata stamane alle 10 per esprimere questo parere e per trasmettere all'Aula il testo. È stata ribattezzata la cosiddetta norma salva ineleggibili. Ecco, la Commissione è stata rinviata a mezzogiorno, poi alle 12:30, poi alle 14:30, poi alle 15, ma in questo frangente la cosa assurda è che mancava il parere degli uffici, che è pervenuto solo alle 15,
tra l'altro un parere alquanto critico, ovviamente negativo rispetto alla definizione di interpretazione autentica, perché mi pare, non me ne voglia nessuno, che di questo strumento si rischia di farne abuso in questo Parlamento. Quindi il Parlamento legifera e poi noi a distanza di anni, di decenni, addirittura anche a volte a distanza di 40 anni, interpretiamo autenticamente le norme già che hanno prodotto effetti. È venuto fuori un quadro alquanto desolante, perché a parte il parere negativo ovviamente del servizio e degli uffici, la maggioranza di governo, che doveva essere compatta su questo tema, ha espresso un voto veramente bizzarro, perché il governo si astiene dall'esprimere parere, quindi il governo della regione si astiene dall'esprimere il parere, 3 componenti della maggioranza, compreso il presidente della prima commissione, si astiene dall'esprimere parere. Ovviamente noi come gruppo del Movimento 5 Stelle abbiamo votato contrariamente, considerato che il concetto espresso già in prima commissione, che dell'interpretazione autentica probabilmente questo Parlamento ne sta facendo abuso. Grazie onorevole Cambiano. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sunseri. Prego onorevole. Grazie Presidente. Intervengo sul disegno di legge delle province e sul timeline che intende dare questa Presidenza per la sua approvazione. Io mi permetto di ricordarle, Presidente, che si tratta di un disegno di legge molto importante, una riforma che ha fatto discutere per anni non solo la Regione, lo Stato, è intervenuta la Corte Costituzionale, cioè un argomento molto molto importante, e noi ci viene consegnato, arriverà, ancora non ci è arrivato, oggi nella mail dei deputati, e ci viene chiesto, così mi giunge voce dalla Capigruppo, di presentare gli emendamenti entro lunedì mattina. Io lo ritengo assolutamente inaccettabile che una legge di riforma così importante venga data pochissimi giorni di tempo per analizzare il testo, confrontarsi con le parti sociali e con i gruppi per valutare eventuali emendamenti e doverli presentare in appena 3 giorni. Allora, siccome non stiamo facendo come dire, un disegno di legge con tutto il rispetto alla Coscido Buda, no, della precedente legislatura, ma si tratta, diciamo, del disegno di legge sulle province, sul quale poi nel merito possiamo entrare dopo, ci confrontiamo, possiamo raccontarci che ad oggi ancora è vigente la Del Rio, quindi noi non potremmo legiferare da questo punto di vista. In questo momento non mi importa, come dire, entrare nel merito del disegno di legge, ognuno di noi ha la propria posizione e avrà modo di enunciarla qui in assemblea, di presentare tutti gli emendamenti possibili. Però Presidente, le chiedo, non so se è la necessità di riconvocare i capigruppo, ma lo riteniamo inaccettabile avere così poco tempo per valutare un disegno di legge di riforma di un sistema così importante come le province e i liberi consorzi e le città metropolitane in così pochi giorni, e darci terminalmente a lunedì, perché è veramente, come dire, squallido. E siccome non dobbiamo fare le corse così come abbiamo fatto in finanziaria e non ci sta inseguendo nessuno, ed è una legge importante, così come immagino sia importante per il Governo, ma è importante che il Parlamento la tratti nel miglior modo possibile, le chiedo veramente col massimo rispetto, e le chiedo il massimo rispetto nei confronti della deputazione, di avere più tempo per poterlo analizzare, anche di qualche altro giorno in più, 2 o 3 giorni in più, in modo tale da poter presentare gli emendamenti e soprattutto avviare una fase di discussione utile e necessaria all'Aula, ma soprattutto ai cittadini che ci stanno seguendo, per spiegare cosa si sta proponendo e come e in che modo si vuole emendare. Grazie. Grazie onorevole Sunseri. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cracolici. Prego onorevole.
dispiace che non ci sia il Presidente dell'Assemblea. Io, tra l'altro, ribadirò quello che sto per dire quando apriremo la discussione generale. Annuncio già da ora, non lo faccio in questo momento per una questione di rispetto per noi tutti, che su questo testo porrò la questione pregiudiziale, ancor prima di aprire la discussione generale. Per una ragione, Presidente, perché qui si sta scherzando col fuoco e continuiamo forse a non capire la strada che abbiamo intrapreso. In Sicilia non si voterà per le province, al di là di tutto quello che vanno sostenendo forze politiche. Leggo che già ci sono divisioni tra la maggioranza, chi spetta cosa, qual è il candidato a Presidente. E non si voterà per una semplice ragione, che chiunque farà un ricorso, chiunque, qualunque cittadino, figuratevi coloro che hanno un interesse legittimo, a partire dai consiglieri comunali, che sono in atto gli unici ad avere elettorato attivo e passivo e che con l'ipotesi di riforma paradossalmente sarebbero quelli penalizzati, nel senso che avrebbero solo l'elettorato passivo e non più attivo, cioè possono votare ma non possono essere eletti. Chiunque farà il ricorso al TAR avverso il decreto che indirà le elezioni sarà sospeso dal TAR in tempi fulminei, perché in materia elettorale la sospensiva avviene nell'arco di pochissimi giorni, col risultato straordinario che questa volta a farci impugnare una legge è il TAR della Regione, che aprirà un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Ancorché, come qui qualcuno sussurra, il Consiglio dei Ministri, ormai in maniera anche preoccupante, sta agendo omettendo la sua funzione di vigilanza sulle leggi delle regioni, e non solo della Sicilia, ma addirittura so di una circolare varata dal Ministero degli Affari regionali in cui sarebbe stato in qualche modo dato un orientamento al fine di ridurre al minimo le attività di contestazione e quindi di impugnative davanti alla Corte Costituzionale delle leggi regionali, quindi omettendo di fatto una funzione. Ma in materia elettorale è una violazione gravissima l'omissione di vigilanza. Qualcuno mi dice ai limiti del reato. Qua ci sono gli avvocati, non so, è materia per loro, io non sono un avvocato. Però una cosa deve essere chiara, qui è inutile che tutti facciamo finta di non capire. Questa legge che stiamo per varare, rispetto alla quale voglio fare una premessa, io sono tra coloro che vuole reintrodurre l'elezione diretta degli amministratori. Non ho motivo, io a differenza dei colleghi dei 5 Stelle, non ho motivo di dire il contrario rispetto a quello che penso e al fatto che quella legge varata 7-8 anni fa alla fine non ha funzionato, ma non ha funzionato per una ragione. Quella legge fu fatta alla vigilia di una riforma costituzionale che prevedeva l'abolizione delle province dalle Costituzioni. Nel momento in cui in Costituzione la riforma non è stata approvata dai cittadini e quindi è rimasta in Costituzione anche l'ente intermedio provincia come organo costituzionale, noi siamo dentro un sistema che è rimasto appeso. Quindi, fermo restando che la mia volontà politica, non a caso il PD è stato firmatario di un disegno di legge in tal senso, ma una cosa non può succedere, che quando la Corte Costituzionale ci dice per ben 3 volte che la materia di cui stiamo parlando è materia di competenza dello Stato, pertanto prima
deve essere rimossa la norma dello Stato che impedisce alle regioni di poter esercitare la funzione e anche la nostra previsione statutaria di competenza autonoma in materia degli enti locali, di fronte a una reiterata volontà della Corte Costituzionale noi non possiamo far finta di non capire e buttarla in politica. Aggiungo, e mi ascolti Presidente, che forse questo le sarà utile anche per quello che potrà avvenire nelle prossime ore. Noi in atto, con la riforma del Rio Regione Siciliana, abbiamo introdotto comunque un pezzo di quella riforma l'abbiamo già applicato, ovvero i sindaci metropolitani. I sindaci eletti nelle città di Palermo, Catania e Messina sono stati eletti per governare i comuni di Catania, Palermo e Messina, ma era intrinseco e legislativamente connesso che i sindaci eletti a Palermo, Catania e Messina sono i sindaci metropolitani, così come la stessa sentenza della Corte, lo stesso parere della Corte Costituzionale e per la verità allora anche del Consiglio dei Ministri ci disse che in materia dei sindaci metropolitani noi avevamo previsto il sindaco metropolitano eletto tra i sindaci. No, la Corte Costituzionale ci ha detto il sindaco metropolitano è il sindaco della grande città, punto. E noi con una legge elettorale che vorremmo fare, che fa? Facciamo decadere i sindaci metropolitani. In forza di quale norme, di quale principio? Lo potremmo fare solo a chiusura del loro mandato, che a conclusione del loro mandato si esercita una modalità elettiva di natura diversa. Io non so come è stata affrontata questa questione e con quale anche supporto giuridico-amministrativo. So che è prevalsa una sorta di volontà della politica, a prescindere anche dai supporti amministrativi, giuridici, persino dello stesso parere dell'ufficio legislativo dell'Assemblea regionale, che ha evidenziato i limiti costituzionali e quindi i limiti legislativi della nostra regione. Eppure, malgrado tutto, facciamo finta di nulla e stiamo andando avanti. Pertanto, io Presidente la invito, visto che lei oggi avete deciso di incardinare e di avviare la discussione, fermo restando le cose che diceva Sunseri, mi sembrano comunque ragionevoli sui termini anche degli emendamenti. Io Presidente però la invito, perché qui non c'è solo la politica, c'è anche il fatto che siamo un'assemblea legislativa e abbiamo obblighi, come dire, di agire nell'ambito delle competenze che possiamo esercitare. La invito a un'ulteriore riflessione sua e di tutti gli interlocutori istituzionali, perché quello che mi preoccupa molto in questa storia, che persino uno come il Presidente della Regione, che mi risulta essere stato un avvocato, quindi ha una competenza giuridica, omette di comprendere che, ripeto, qualunque cittadino che ha appena compiuto 18 anni e farà un ricorso davanti al TAR di Palermo avverso il decreto che indice le elezioni, otterrà, non è una forse, otterrà una sospensiva immediata e un rinvio del giudizio alla Corte Costituzionale. Quindi, se volete far votare per le province, la prima cosa è che lo Stato, e quindi il Parlamento nazionale, modifichi e abroghi la legge del Rio. Se non c'è questo, stiamo tutti giocando, compreso lei, Presidente. Stiamo tutti giocando con delle responsabilità che sono di natura politica, di natura legislativa, ma aggiungo anche per gli effetti finanziari che questa legge in qualche modo produce, compreso il fatto che ci sono 5 milioni per la macchina elettorale che dovremmo mettere in campo per le elezioni eventualmente amministrative, che, ricordo, in quel caso apriamo anche un altro fronte di danno erariale per chi lo produrrà
e soprattutto per i funzionari che dovranno assumersi la responsabilità di agire in dispregio dei vincoli costituzionali che sono abbastanza chiari. Ecco perché le dico e la invito a un ulteriore approfondimento, che su questa cosa non stiamo scherzando. Ripeto, io avrò il dovere martedì di iniziare la seduta, io lo anticipo, vi organizzate, fate quello che volete, ma per quanto mi riguarda si partirà da una pregiudiziale di costituzionalità della norma. Prima del dibattito generale apriamo sul fatto se possiamo discuterne o no. Lo potrei fare ora, evito di farlo per ragioni di stile, vista la decisione della conferenza dei capigruppo di rinviare a martedì. Ma lei da qui a martedì, ed è un suggerimento che le do, approfondisca la materia perché è più delicata di quello che appare, al di là di tutti quelli che garantiscono Senato, Camera, ministri, sottosegretari. Qui nessuno può garantire nulla, perché chi dovrà garantire è la Costituzione italiana e mi pare abbastanza chiara la disposizione costituzionale in tal senso. Quindi garanti di altri scenari non ce ne potranno essere. E dico che il ricorso al TAR non è una ipotesi, è una certezza. Personalmente ho ricevuto tante segnalazioni di cittadini e di consiglieri che annunciano che di fare una class action e di agire avverso un ricorso al TAR non appena non si approva la legge, ma si indicano le elezioni con decreto del Presidente della Regione. Grazie onorevole Cracolici. In virtù del suo intervento è giusto che le dica però che onorevole, io ho ricevuto la settimana scorsa, anzi no, ieri, mi perdoni, la telefonata da parte del vostro segretario regionale, onorevole Barbagallo, che mi dava anzi indicazioni assolutamente differenti, dicendomi di essere assolutamente favorevole al voto del... Chi è che dice no? Dell'8 e del 9 di giugno, quindi giusto per precisare che... Giusto, io però è giusto che lo dica perché sennò poi passa il messaggio che si stia facendo qualcosa che in qualche modo non è condiviso. Benissimo. Ciò non di meno, la sua riflessione è una riflessione assolutamente legittima e faremo in modo che faremo ulteriori approfondimenti. Le interlocuzioni le ha avute il governo regionale con il governo nazionale e ci hanno sincerato di quello che può essere un percorso che potrebbe essere questo. Così ci è stato riferito. Invece rispetto all'invito dell'onorevole De Luca, che stimo e apprezzo, però fino a questo momento abbiamo cercato sempre di seguire come stella polare, lo dico sempre, la Capigruppo. Durante la Capigruppo si era deciso che se determinati disegni di legge, tra cui l'interpretazione autentica e il disegno di legge sullo screening neonatale, se non ricordo male, e quello sulle province con il passaggio dovuto dalla Commissione Bilancio fossero stati esitati, avrebbero avuto sostanzialmente approdo in aula e pertanto sarebbero stati incardinati. Tuttavia però, siccome non mi piace andare in una posizione assolutamente opposta, prima dell'Aula, intanto noi incardiniamo i testi, ma prima dell'Aula faremo una capigruppo con tutte le forze politiche per poter rivedere semmai alcune e talune posizioni. Quindi noi intanto incardiniamo. Aveva chiesto, se non ricordo male, l'onorevole Sunseri, forse di poter dilungare i tempi per quanto concerne la presentazione degli emendamenti. Era stato previsto per le 12 di lunedì. Intanto facciamo fino a lunedì alle 20, così che si ha mezza giornata in più per poter lavorare. Noi durante la capigruppo che faremo martedì decideremo eventualmente se dobbiamo modificare qualcosa rispetto a quello concordato e quello che stiamo facendo in questo momento. Quindi la seduta intanto è rinviata a... Su che cosa? No, lo so, se vuole intervenire sì. Comunque per tutti e tre i disegni di legge sostanzialmente la presentazione dei... No, c'è lo screening neonatale che aveva sottoposto l'onorevole Schillaci durante la conferenza dei capigruppo. Gli altri due per lunedì alle 20... Per lunedì, che giorno è lunedì?
lunedì 29 alle 20. L'Aula sarà convocata martedì alle ore 16. E aveva chiesto di intervenire forse l'onorevole Spada, voleva dire qualcosa? L'onorevole De Luca prima. Spada, De Luca uguale. Spada. Prego, onorevole Spada. Spada, De Luca, Marano. Presidente, grazie. Premesso tutto quello che ha appena detto l'onorevole Gracolici, nel senso che il rischio di impugnativa da parte dei cittadini avverso questa legge che di fatto dovrebbe ripristinare l'elezione diretta di questo civico consesso, ritengo che quest'Aula si debba anche occupare di un altro aspetto che riguarda le elezioni provinciali. Siccome lei prima faceva riferimento al segretario regionale del Partito Democratico, il segretario regionale del PD Barbagallo ha dichiarato proprio ieri sulla stampa che l'auspicio che lui ha è quello di andare verso delle elezioni di secondo livello rispetto alle elezioni provinciali, quindi neanche di elezione diretta. Poi giustamente lei dice che ha avuto delle interlocuzioni dirette e che lui voglia spingere. Mi ha telefonato. E questo mi dispiace. Non so se era uno scherzo. No, mi dispiace nel senso che mi dispiace nel senso sono incappati in uno scherzo che mi ha chiesto, però oggettivamente non sono serio su quello che sto dicendo. No, infatti io ho parlato le credo. con Barbagallo che mi ha detto che la posizione del Partito Democratico, chiaramente da segretario regionale, poi non conosco gli equilibri e le dinamiche né tantomeno mi permetto di entrare nel merito, però mi ha palesato questo. Poi se fosse una battuta non credo, però questo è quello che mi è stato riportato. Grazie. No, per anche onore di chiarezza, la posizione del Partito Democratico dell'Assemblea regionale siciliana è quella che è stata espressa da parte dell'onorevole Gracolici, perché siamo consapevoli di questo rischio e ne è consapevole anche il segretario, quindi magari si riferiva a questa dichiarazione che ha fatto poi successivamente, che riguarda l'elezione di secondo livello. Ma al di là, diciamo, del merito della questione, dovremmo entrare anche sull'aspetto economico di tutta la norma, Presidente, perché oltre a stanziare 5 milioni di euro per consentire questo tipo di elezioni da parte della Regione, si dovrebbe immaginare, e questo Assessore Messina, questo appello lo rivolgo a lei, si dovrebbe considerare anche il fatto che non tutti i liberi consorzi hanno una situazione economica stabile. Il libero consorzio di Siracusa è l'unico libero consorzio in Sicilia ad aver dichiarato la condizione di dissesto, quindi si trova in dissesto finanziario. Il libero consorzio di Siracusa produce ogni anno 6 milioni di euro di disavanzo, connessa a tutta una serie di vicende, tra cui anche il personale. E allora questo governo e quest'Aula come possono immaginare di ripristinare le province senza prima mettere mano concretamente sull'aspetto economico delle stesse? Come si può immaginare di affidare alla politica la gestione di enti o nel caso specifico di Siracusa di un ente che è in dissesto finanziario e che non è in grado neanche di portare avanti l'ordinaria amministrazione? Io voglio ricordare all'Aula... Le dico, se tutti questi interventi che sono legittimi, li facciamo anche settimana... Glielo chiedo per correttezza, perché sennò si potrebbe aprire un dibattito d'aula sul discorso delle provinciali. Però ci tenevo se lei vuole concludere... No, concludo perché volevo rimarcare appunto l'aspetto che ho appena sottoposto all'Aula, ovvero di tenere anche in considerazione l'aspetto economico per le province, soprattutto quella di Siracusa, che si trova in una condizione di dissesto. Grazie. Grazie. Onorevole De Luca, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. In merito alla questione che le ho posto, per quanto riguarda questa interpretazione autentica, quella che sarà, rispetto alla sua decisione, per carità, è sempre stato coerente rispetto a quelle che sono le decisioni che sono state assunte nell'ambito della Commissione, della Conferenza dei Capigruppo. Io arrivato a questo punto, Presidente, le preannuncio che il gruppo Sud Chiama Nord non parteciperà a questa votazione, anche perché non vuole essere eventualmente coinvolto in quelle che potrebbero essere delle risultanze che nel segreto
dell'urna, come si suol dire, potrebbe portare ad esiti magari non programmati. Quindi si tira fuori completamente anche da questa eventualità, così per una questione di chiarezza e di buon tono istituzionale, considerato che lei ha ritenuto dal suo punto di vista non rivedere la posizione, va bene, ne prendiamo atto. No, onorevole, io ho detto una cosa differente, ho detto che intanto si va avanti così come è stato discusso durante la Capigruppo, ciò non di meno prima dell'Aula, proprio su suo invito, per venire incontro alle esigenze e alle motivazioni che lei ha esposto, sarà nuovamente dibattuto prima che arriviamo in Aula. Quindi non sto facendo la Capigruppo oggi, la farò prima dell'Aula proprio sul suo invito. Va bene, Presidente. Forse mi sono esposto male prima. No, forse ero distratto io. No, allora, forse può essere che mi sono esposto male io. C'è un differimento della conferenza dei gruppi che faremo. Però benissimo. Intanto comunque stiamo dando per tutti e tre i disegni di legge il termine per gli emendamenti e li stiamo pure allungando. Un altro argomento volevo introdurle, Presidente. Lei sa meglio di me che ieri è stato votato dal Senato questo disegno criminale, noi l'abbiamo sempre definito così e lo ribadiamo, che è la legge sull'autonomia, e l'autonomia che naturalmente sappiamo tutti quanti il contenuto, e da questo punto di vista credo che sia necessario, e le sto scrivendo in tal senso, Presidente, che quest'Aula si confronti sul testo che ieri è stato varato dal Senato. Questo è importante perché non abbiamo sentito una sola parola da parte del Presidente Schifani. Questa tecnica dell'ologramma è continuata. Mentre abbiamo sentito un vagito da parte del Presidente della Regione Calabria, che fa parte sempre di Forza Italia, il Presidente Schifani non solo non si è espresso, ma a quanto pare è tema che non lo riguarda. Questo, Presidente, perché è necessario, signori colleghi? Non so se avete visto anche la norma che è stata votata per l'individuazione nella persona del Presidente Schifani per quanto riguarda la nomina di commissario per l'emergenza rifiuti. Questa emergenza, e l'assessore Messina lo sa bene, se emergenza si può definire perché poi il testo lo voglio vedere con calma, parte comunque da un elemento che caratterizza la città di Catania e la città di Palermo, che sono rimaste a palo per quanto riguarda la raccolta differenziata. In questo provvedimento ci sono due aspetti inquietanti e che sono collegati ormai al disegno complessivo di come l'autonomia differenziata verrà messa in pratica. Il primo è la copertura finanziaria. Ci vengono scippati altri 800 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione. Quindi con i nostri soldi, attenzione, a Roma si stabilisce quello che dobbiamo fare. Quindi viene nominato commissario per realizzare le infrastrutture nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti il Presidente della Regione con i soldi già assegnati alla Sicilia. Quindi ai 2 miliardi che sono stati rapinati per quanto riguarda la copertura della finanziaria per realizzare il ponte sullo Stretto di Messina ne aggiungiamo altri 800. Tenete conto che non è il fondo di San Patrizio, il Fondo Sviluppo e Coesione, ha un importo di circa 6 miliardi e mezzo, qua mi rivolgo al mio futuro assessore a bilancio se l'importo è corretto, all'onorevole Sunzeri, sì, ecco, mi dice che è corretto. Bene, già su 6 miliardi e mezzo della dotazione 2021-2027 ne sono stati rapinati 2 miliardi e 8. E cosa sta succedendo? E vi dico lo scenario cosa succederà. Perché l'atto di coesione, il patto di coesione con le regioni del Meridione non è stato sottoscritto ancora. Mentre si stanno sottoscrivendo i patti di coesione con le altre regioni del nord, dove il Fondo Sviluppo e Coesione è marginale rispetto alla nostra dotazione finanziaria, attenzione, per un motivo molto semplice,
Perché, signor Presidente, qua c'è ormai il chiaro tentativo di coprire quelli che dovrebbero essere i LEP, utilizzando per ogni materia che le regioni richiederanno come devoluzione, di coprirli con gli stessi soldi già assegnati alle regioni, prelevandoli dal Fondo Sviluppo e Coesione. Vuoi l'autonomia per la sanità? Prendi tot del tuo Fondo di Sviluppo e Coesione e mi devi garantire questo e quest'altro in termini di, ovviamente, infrastrutturazione, riqualificazione e quant'altro. Il disegno che ieri è emerso ormai ed è stato approvato dal Senato ci porta in questa direzione. Tant'è vero che nessuno si sta ponendo il problema come mai la Sicilia, come mai la Calabria, come mai nessuna regione del Meridione è stata convocata per sottoscrivere il patto di coesione, e quindi di mettere in condizioni le regioni di poter portare avanti la programmazione che, sottolineo, è 2021-2027 e siamo al 2024. Poi è ovvio che ci dicono anche che siamo deficienti perché non sappiamo spendere le risorse, non riusciamo a spenderle, e gli facciamo pure l'applauso, perché questa è la dimostrazione che ieri abbiamo registrato al Senato con tutti i parlamentari meridionali del centrodestra che hanno votato sì all'autonomia differenziata. Rispetto a questo quadro che ormai si è conclamato, è indispensabile che questo Parlamento affronti questo tema. E chiudo, Presidente, anche in relazione all'ultimo aspetto, ormai al comportamento omertoso del Presidente Schifani in relazione ai fondi extraregionali, che stiamo vedendo utilizzati come un bancomat. Ogni giorno apriamo ormai i siti ed escono avvisi da parte dei vari assessori candidati naturalmente alle elezioni europee, perché intendono fare le elezioni europee utilizzando i fondi extraregionali come un bancomat, tant'è vero che si è impedito il dibattito per la prima volta sia della programmazione sia dei fondi extraregionali in quest'Aula. E tutto è collegato, è un unico disegno criminale, mi permetto di dire. Quindi chiudo ribadendo questa necessità, che ora formalizzerò comunque alla Presidenza, di aprire urgentemente un dibattito sul testo che già è stato approvato al Senato, quindi rimarrà quello, perché è ovvio che alla Camera nessuno si permetterà più di fare, quindi il testo ormai è definitivo. Quest'Aula deve reagire e il Governo deve battere un colpo, e soprattutto il Presidente Schifani deve non decidere, perché ormai l'ha deciso, si vede, ma non può continuare indisturbato a fare sempre il Presidente di Forza Italia e non il Presidente del popolo siciliano. Grazie. Onorevole De Luca, ha chiesto di intervenire l'onorevole Sunseri, poi chiedo di intervenire l'onorevole Cambiano su un ODG, colleghi, e c'era pure l'onorevole Marano. Okay. Prego, onorevole, intervenga. No, prego, onorevole. Prego, onorevole Sunseri. Grazie Presidente. Presidente, l'onorevole De Luca mi ha anticipato e sottoscrivo ogni singola parola che ha affermato da questo scranno, ed è purtroppo la verità quello che ha detto in quest'Aula. Il governo nazionale sta scippando alla Sicilia, settimana dopo settimana, milioni e milioni di euro che spettano alla Sicilia proprio perché regione per gli aiuti di coesione, regione sottosviluppata per una serie di infrastrutture, sanità, tutta una serie di azioni necessarie volte e utili a rilanciare la nostra terra, e che invece questo governo non riesce a tutelare. Non per ultima quella enunciata all'onorevole De Luca, gli 800 milioni di euro dell'emendamento del commissariamento dei rifiuti approvata ieri al Senato della Repubblica. Facendo un conto veloce, Presidente, dei 6 miliardi e 8 del Fondo di Sviluppo e Coesione assegnato con deliberazione CIPES qualche mese addietro, abbiamo scippato 1 miliardo e 4 del ponte, 230-240 milioni di anticipazione dell'FSC 21-27,
più di 300 milioni di euro di compartecipazione dell'FSC col FESR e ieri sera altri 800 milioni. Di fatto quasi 3 miliardi di euro, 2 miliardi e 8, 2 miliardi e 9, sono stati tolti dalla possibilità di gestione da questa regione perché a Roma hanno deciso quello di cui noi dobbiamo fare. Le ricordo inoltre, Presidente, che la procedura è anche sbagliata, perché la procedura prevede un accordo di coesione che viene da una deliberazione di giunta concordata con il governo, cosa che ad oggi sconosciamo, cosa che ad oggi questo governo, questa assemblea sconosce, a differenza di tante altre regioni, e che per legge deve passare dalla Commissione Bilancio e dalla Commissione Affari dell'Unione Europea. Deliberazione che ancora non è stata fatta, che non c'è stata nemmeno trasmessa e da noi deve arrivare in predelibera rispetto alla Giunta, che ancora non è stata fatta e che invece ad oggi vediamo annunciata un po' in tutti i vari giornali. E le ricordo, Presidente, che questa deliberazione deve vedere all'interno l'elenco dei progetti che questa Regione intende garantire come essenziali per lo sviluppo della nostra Sicilia e a distanza di mesi ancora non abbiamo neanche la bozza di delibera, però abbiamo le leggi che ci sottraggono risorse dalla programmazione affinché il governo centrale ci dica come poterlo fare. Solo dopo l'approvazione dell'accordo di coesione con il governo, solo dopo il vaglio della Corte dei Conti, ci sarà una deliberazione CIPES che ci assegnerà in maniera definitiva le risorse. Ecco, di tutto questo l'Assemblea non ne sa assolutamente nulla. Leggiamo dai titoli di giornali che il Presidente Schifani, non so in base a quali accordi, decida di sottrarre soldi alla nostra Regione che potevano e possono essere utilizzati per altre finalità e che invece vengono sottratti ai siciliani. Grazie. Grazie onorevole Sunseri. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Marano. Prego, onorevole. Noi pensavamo che avesse rinunciato all'intervento, onorevole. Per questo non l'ho chiamata poco fa. Prego. Vabbè, vi perdono per stavolta. Io intervengo su un tema su cui sono intervenuta altre volte, ma intervengo non perché sono fissata con... intervengo perché il problema persiste e parlo del tema lavoratori ed azienda AST. Questa mattina sono stata infatti al sit-in dei lavoratori che hanno presenziato sotto Palazzo d'Orléans perché chiaramente non si capisce qual è il destino di questa partecipata della Regione, qual è il destino dei lavoratori, qual è il destino dei siciliani che ancora oggi continuano a avere i disservizi da parte dell'azienda. Durante la finanziaria è sparito questo articolo che rifinanziava questa partecipata della Regione, quindi bisognerebbe capire sicuramente intanto se si tratta di una crisi d'impresa e seguire una strada o se si tratta di crisi politica e se fosse la seconda ipotesi è bene che questo governo risolvi presto i problemi che ha per garantire ai siciliani il diritto alla mobilità, perché continuano ad esserci problemi, lo leggiamo ogni giorno sul sito, lo leggiamo ogni giorno in tutti i gruppi Facebook che ci sono ormai sparsi sui social, dove la gente, le persone chiedono: ma la corsa da Catania a Ragusa che fine ha fatto? Sono fermo alla fermata da 3 ore, perché l'autobus non passa? Avete notizie della tratta Ragusa-Comiso? Non si sa nulla e non si può continuare così, quindi preghiamo ancora il governo di degnare questo Parlamento, anche il Presidente Schifani, e farci sapere qual è il futuro di questa azienda. Grazie. Grazie onorevole Marano. Onorevole Cambiano, come le avevo promesso, vista l'urgenza dell'ordine del giorno, lo mettiamo in votazione o comunque chiediamo al Governo di poterlo raccogliere come raccomandazione. Prego, intervenga così lo esponga all'assessore. Prego. Sì, grazie Presidente. Assessore, intervengo in merito all'ordine del giorno presentato nella seduta odierna. Licata in questo momento e i cittadini del comprensorio stanno vivendo un momento di difficoltà dovuta a un incendio in un'area di stoccaggio di rifiuti. Circa
40.000 persone sono barricate in casa perché c'è un'ordinanza sindacale che vieta ogni attività all'aperto, un'ordinanza che ha interrotto le attività scolastiche, le attività degli uffici pubblici, e si vive una situazione drammatica rispetto all'eventuale rischio per la salute. Quindi, siccome è un evento di una gravità inaudita, perché un'area di stoccaggio di rifiuti posta sotto sequestro nel 2022 che è andata a fuoco nella giornata di sabato, ancora oggi non si riesce a domare l'incendio e solo oggi sono intervenuti dei Canadair. Mi corre l'obbligo in questa sede istituzionale di ringraziare ovviamente tutte le forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, che sono intervenuti con il coordinamento della Prefettura di Agrigento. Ma il danno è serio, perché pare, non ci sono i dati ufficiali, che le emissioni nocive siano state notevoli e quello che si potrebbe arrecare a una comunità e una zona di produzione con una piana rinomata per le colture, per le primizie, facciamo parte anche della fascia agricola trasformata, le coltivazioni a campo aperto. Licata è un comune che è in piano di riequilibrio finanziario e prossimo al dissesto finanziario. Come far fronte a queste enormi difficoltà rispetto a interventi di bonifica ambientali che si rendono necessari? Ecco, quindi l'ordine del giorno vuole avere l'intento di avere la rassicurazione da parte del governo regionale di un impegno prima a tutela della salute dei cittadini licatesi e poi del comprensorio, perché non si sa di che portata ovviamente fin dove sono arrivate queste emissioni nocive. E poi, Assessore, la dichiarazione dello stato d'emergenza che sta per essere inoltrata al governo regionale. Serve dichiarare lo stato d'emergenza immediatamente, perché il comune di Licata non è in grado con le proprie forze e con le proprie risorse di dare risposte nell'immediatezza ai cittadini licatesi. Grazie. Grazie onorevole Cambiano. Ha chiesto di intervenire sullo stesso argomento l'onorevole Lavardera. Prego onorevole. Grazie Presidente, anch'io volevo esprimere vicinanza ai cittadini di Licata prendendo spunto dalle parole dell'onorevole Cambiano e vorrei che si facesse chiarezza su come si è arrivato a questo punto, perché confrontandomi con l'onorevole Cambiano il tema è proprio questo: il giorno dopo l'emergenza adesso dobbiamo entrare nel merito di come si è arrivato a questo, e gli organi inquirenti sul quale noi abbiamo fiducia e piena consapevolezza devono dare delle risposte ai cittadini di Licata e del comprensorio, perché ricordiamo che in queste ore, mentre noi stiamo parlando, sono praticamente costretti, chiusi in casa, e quando escono da casa devono indossare delle mascherine FFP2, quando va bene anche doppie mascherine, perché l'aria è irrespirabile. Allora non soltanto noi chiediamo la proclamazione dello stato di emergenza, caro Assessore, ma crediamo la presenza della Regione in quel comune. Il Presidente Schifani vada a Licata e si confronti col sindaco della città per capire cosa sta accadendo in quest'ora in quella comunità. Noi abbiamo avuto nelle scorse legislature, comunque nel bene o nel male, dei presidenti che quando accadevano delle cose andavano nei luoghi in cui accadevano. Schifani è perennemente a Roma, rintanato nella capitale, pensando che da Roma può continuare a fare il Presidente della Regione. Ricordiamo a Schifani che non è più Presidente del Senato, adesso è Presidente della Regione, e che possa prendere di petto questo problema che attanaglia non soltanto Licata ma un intero comprensorio. E quindi voglio completamente ringraziarla, Presidente, per la sua sensibilità nel mettere ora in modo così non formale questo ordine del giorno al voto. È una cosa che non era scontata e quindi la ringraziamo, Presidente, per la sua sensibilità, e chiediamo, Assessore, o l'assessore o chi per lui o il Presidente, basta che qualcuno si faccia vedere, perché ovviamente anch'io, come dire,
essendo pure stato eletto in provincia di Palermo, ritengo essere un deputato della regione e non a caso questo fine settimana andrò personalmente a Licata alla presenza del sindaco per ovviamente capire che cosa è accaduto lì, perché su questo ovviamente i cittadini si aspettano delle risposte. Grazie. Grazie onorevole Lavardera. Se l'assessore Messina è d'accordo, accettiamo l'ordine 166 come raccomandazione al Governo. Bene colleghi, la seduta è... Ha già parlato onorevole Spada. No, tanto sull'ordine del giorno, su che cosa? È già intervenuto onorevole Spada sull'articolo 83. Non c'è, allora colleghi, non c'è stata nessuna discussione generale sui disegni di legge, la faremo martedì, quindi gli interventi che avete fatto li avete fatti tutti come articolo 83, ve lo dico se vuole dare un inciso veloce, onorevole Spada. Grazie Presidente, era solo per annunciare all'Aula e comunicare a tutti che ho presentato un ordine del giorno che verrà votato la settimana prossima, che di fatto prova in qualche modo ad incidere su quelle che saranno le scelte da parte del Governo nazionale e che riguarda la possibilità di consentire anche ai fuorisede la possibilità e il diritto al voto. Oggi questa possibilità non è concessa e i tanti fuorisede che si trovano in un'altra regione diversa da quella di residenza sono costretti ogni volta a recarsi e a ritornare spendendo un sacco di soldi e a volte non potendo nemmeno votare. Si parla di 4 milioni di studenti, lavoratori e di soggetti che si trovano magari in un'altra regione per motivi anche di cure. Quindi volevo annunciare questo all'Aula e spero che trovi il voto favorevole da parte di tutti i colleghi. Grazie. Grazie onorevole Spada. Colleghi, la seduta è rinviata a martedì, è convocata a martedì alle ore 16, la seduta è chiusa.